Covered up, float up your lethargy. Le locali dello Janus Selvazzano Dentro, in divisa nera, allenate da Antonio Civiero e Matteo Bettio, giocano con Paola Barina alzatrice, Marta Pittaro opposto, Giorgia Salviato e Camilla Borgato schiacciatrici, Valentina Ticcinelli ed Elena Zorzi centrali, Elena Bertazzo libero. Le ospiti del Pool Patavium Senior in maglia bianca, guidate da Paolo Camporese e Alberto Carbone, schierano Nicole Gallo alzatrice, il capitano Sara Turetta opposto, Eleonora Babbo e Giada Marcato schiacciatrici, Elisa Pinton e Marta Filippi centrali, Marianna Bonaldi libero. Lo Janus macina subito gioco e punti con Ticcinelli, Pittaro e Salviato. Il Pool Patavium si affida alla potenza della Babbo e trova un ace con la Marcato, restando a stretto contatto fino a metà frazione. Janus riceve, difende e attacca bene con Ticcinelli e Pittaro in gran forma, portandosi avanti sul 14-11, ma le ospiti resistono e colpiscono con l'esperta Turetta e con la Marcato, riavvicinandosi sul 18-17 grazie alla pipe vincente di Eleonora Babbo. Il servizio incisivo di Valentina Ticcinelli innesca il perentorio break di Janus, che difende a oltranza, va a segno con la Zorzi e con l'esuberante Marta Pittaro, aggiudicandosi il primo set per 25-18 con l'abile pallonetto dell'opposto numero 2. Janus c'è e riparte d'autorità, infliggendo alle ospiti un pesante parziale di 6-0 con Pittaro e Salviato incontenibili. Il secondo tocco vincente della Gallo e il mani fuori di Sara Turetta danno la sveglia al Pool Patavium, che riduce il gap sul 9-6, supportato dai positivi attacchi di Giada Marcato. Le atlete di coach Camporese però pagano un prezzo salato alla voce battute errate, agevolando notevolmente le locali, che invece sono molto più efficaci dalla linea dei 9 metri. La ricezione precisa, le alzate calibrate della Barina e i micidiali contrattacchi di Ticcinelli e Borgato lanciano Janus sul 13-8. Le valide Babbo e Turetta, sempre pronte a colpire, risollevano il Pool Patavium sul 15-13, ma le ragazze in nero replicano con la Pittaro, poi infilano un break importante volando sul 20-14 grazie all'ottima tenuta del muro, alla difesa ordinata e alle potenti schiacciate di Salviato e Borgato. Bene anche la centrale Zorzi, le ospiti sono alle corde e pur contenendo il passivo grazie alla fast vincente della Pinton sommata a qualche ingenuità delle locali, finiscono per soccombere alla potenza di Giorgia Salviato, che sigla gli ultimi 2 punti chiudendo il secondo parziale sul 25-20 per Janus. Le atlete di Antonio Civiero rientrano in campo decise a chiudere quanto prima la partita e mantengono l'iniziativa nella prima metà della terza frazione. Una super Ticcinelli e la Pittaro quasi impeccabile spingono le ragazze di Janus. Le ospiti però non vogliono uscire dalla colbe a mani vuote e impiegano a dovere le proprie armi. Turetta, Babbo e Marcato bucano la difesa avversaria tenendo a galla il Pool Patavium. Le ottime Salviato e Pittaro fanno il break proiettando Janus sul 12-9, ma alcune sbavature in difesa, qualche battuta sbagliata e un paio di alzate fuori misura della Barina rimettono tutto in discussione sul 15 pari. Segue una fase incerta coi sestetti punto a punto, vanno a segno Pittaro da un lato, Marcato e Pinton dall'altro. Si lotta intensamente, sul 19 pari la fast errata della Zorzi seguita dal contrattacco vincente di Eleonora Babbo spezzano l'insistito equilibrio dando il break al Pool Patavium, che poi riesce a fare il cambio palla passando ancora da posto 4 con Babbo e Turetta. Finale in crescendo delle ospiti che dimostrano solidità a muro e freddezza in contrattacco. Allo Janus non basta una Pittaro in forma smagliante per recuperare il piccolo ma decisivo gap. Infatti il Pool Patavium non sbaglia nulla, va a segno con Sara Turetta e col contrattacco vincente di Giada Marcato, conquistando il terzo set per 25-21. Alla ripresa del gioco, Janus torna a sfruttare l'elevato potenziale del proprio attacco, affidandosi al braccio della Salviato, ma grande merito va riconosciuto alla forte centrale Ticcinelli, che dà un importante contributo sia in prima linea che in battuta. Anche la Zorzi con la fast e la Borgato, poco appariscente ma concreta, si rivelano utili opzioni per l'alzatrice Paola Barina. Il Pool Patavium arranca venendo staccato sull'8-5, quindi sul 12-8. L'ingresso della banda Elena Piccolo al posto della Marcato non muta il trend del quarto set, dato che Ticcinelli e compagne continuano a martellare da ogni zona la difesa avversaria, espandendo il vantaggio di Janus sul 16-10. Le ragazze in nero coprono bene il campo in difesa, la Salviato, grande protagonista della serata, trasforma ogni pallone in punto, imitata dalla Borgato che fa volare Janus sul 19-13. Eleonora Babbo e Sara Turetta, le migliori frecce all'arco del Pool Patavium,
tengono in vita le speranze delle ospiti che si avvicinano sul 20-16, per poi vederle sfumare quasi del tutto sul 24-18 in virtù di 2 contrattacchi vincenti di Pittaro e Salviato. Spinto dall'indomita Turetta, il Pulpatavium riesce ad annullare 4 palle match prima di arrendersi al manifori di Giorgia Salviato, che suggella la vittoria di Janus fissando sul 25-22 il finale del quarto set. La grinta questa sera è un po' mancata e soprattutto è mancata la costanza, cioè la regolarità e il fare meno errori possibili. E dobbiamo allenarci ad essere più costanti, ad essere più regolari, soprattutto nei momenti più cruciali, cioè quando la palla non va subito a terra. E dobbiamo crescere, ci sono giocatrici giovani e speriamo di farlo al più presto per recuperare i punti persi in queste partite. Secondo me la partita è stata giocata sia bene da parte tecnicamente parlando, ma soprattutto di squadra, perché ci siamo aiutate, abbiamo sentito finalmente quella che è la squadra. Da qua noi vogliamo ripartire per, diciamo, spaccare tutto e provare ad arrivare più su possibile e uscire da questo momento che era un po' buio. Sapevamo che comunque era una partita difficile sulla carta e cosa dire, siamo veramente felici perché non ce l'aspettavamo, o comunque abbiamo lavorato in queste settimane per poter raggiungere questo livello di gioco che è assolutamente alla nostra portata, ma che finora non si era espresso completamente. E per quel che riguarda le prossime partite, se giochiamo così dovremo far paura veramente a tutti, quindi la classifica per quel che ci riguarda è ancora tutta aperta. Il pubblico penso che sia divertito perché tutte e due le squadre hanno dato un ottimo spettacolo con tanti scambi lunghi, la palla che non voleva mai cadere, ma non per inefficacia dell'attacco quanto per una grandissima qualità del muro difesa da una parte e dall'altra. Noi venivamo da un periodo abbastanza difficile con tanti infortuni, difficoltà di allenarsi al completo e quindi risultati sempre un po' altalenanti. Spero che questa sia una prestazione che ci faccia convinti di quello che può essere il nostro valore e poi parlare d'altro. Adesso pensiamo bene di far bene sabato prossimo e arrivare a Natale con qualche punto in più in classifica e poi speriamo di... Certo, se giocassimo sempre così, insomma, penso che un pensierino a qualcosa di più della salvezza lo possiamo sicuramente fare. Questo è il livello di gioco, qualità che merita questa squadra, quindi speriamo finalmente si sia sbloccata e si possa fare molto meglio, perché credo che è una squadra che merita di più rispetto ai punti che ha in classifica. Le ragazze sono tutte ragazze a posto, hanno voglia di fare, abbiamo avuto qualche problema, però il risultato di stasera è confortante.